Tollechi dintorni oggi vi regala alcuni momenti della sfilata di moda organizzata dal Laboratorio di Organizzazione di Eventi nel campo della moda con la collaborazione del negozio Coin. Vediamolo insieme. Professor Polatti, quest'anno il suo laboratorio di organizzazione eventi ha organizzato una sfilata in collaborazione con Coin. Qual è il tema che seguite? Il tema ogni anno cerchiamo di individuare le realtà imprenditoriali bresciane del territorio e quindi con loro sviluppare dei progetti congiunti. E l'obiettivo del laboratorio è appunto quello di aprirsi all'esterno per dare la possibilità anche agli studenti di toccare con mano la realtà del lavoro, come il lavoro viene costruito, un progetto viene elaborato. Con Coin quest'anno siamo stati molto contenti e fortunati, nel senso che hanno accettato la nostra proposta e quindi siamo stati direttamente in negozio, abbiamo avuto una lezione di marketing, di comunicazione, di visual dai dirigenti, dallo staff di Coin, per poi andare ad analizzare i tre temi della sfilata Coin, che sono l'abbigliamento intimo, giovane e da gran sera, i marchi house brand Coin e i barchi in store di Coin. Principalmente mi sono occupata un pochino della scaletta, diciamo, che c'è stata stasera durante l'evento. Sostanzialmente ci sarà tre uscite principali, che sono l'intimo, l'house brand del negozio Coin e poi il loro, come si dice, dei marchi invece principali. La sfilata è stata poi intervallata anche da dei momenti comunque di danza piuttosto che da momenti canori e sostanzialmente questo è stato poi il progetto che è stato elaborato poi durante le giornate, durante i corsi. Tu sei una giovane cantante, accompagnerai la sfilata di venerdì con le tue canzoni. Come mai questa scelta? Diciamo che sono stata contattata, quindi ho accettato ben volentieri, visto che anche io comunque apprezzo le sfilate, quindi tutte queste iniziative fatte da altrettanti giovani. Direttore Maurizio Ianni, quest'anno la sfilata è stata organizzata in collaborazione con Coin. Che cosa ci può dire a riguardo? Allora, Coin è ben lieta di partecipare a questo evento, al progetto Moda e Design, in collaborazione con l'Università Cattolica. La sfilata è per noi un'occasione per presentare appunto le nostre nuove collezioni Fall-Winter, autunno-inverno, in cui appunto possiamo riflettere quello che Coin offre all'interno dei suoi department store. Sarà dedicato alle professioni della cultura, il nuovo master promosso dalla Facoltà di Lettere, Filosofia e Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. Fundraising e territorio saranno le parole chiave del corso.
Sabino, per questo nuovo anno accademico partirà un nuovo master intitolato L'impresa della cultura, gestire, finanziare e comunicare la cultura del territorio. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è incominciare a ripensare le professioni che possano agire nell'ambito dell'organizzazione e promozione della cultura all'interno del nostro Paese, in un momento in cui la crisi economica, diciamo europea, ma più globale, impone all'Italia di incominciare a comprendere che il proprio patrimonio culturale, artistico e anche territoriale possa essere sviluppato e sfruttato come un vero e proprio bene da mettere a frutto, da saper rendere economicamente vantaggioso, per far ripartire un'economia che secondo noi è assolutamente prioritaria per il nostro Paese. Ovviamente per fare questo bisogna saperlo fare, non bastano le buone intenzioni, bisogna avere le professioni, ed allora l'idea è quella di incominciare a lavorare proprio sull'idea di un bene culturale che sia considerato come un patrimonio e che possa sortire dei prodotti. Questi prodotti devono essere confezionati in modo opportuno perché siano tutelati, conosciuti e anche poi fatti conoscere ad altri, per far ripartire un settore che è stato quello principale della nostra storia. L'Italia ha una storia millenaria che ha visto proprio nei beni culturali una delle loro principali risorse. Non dimentichiamoci che da Roma in su, nella storia, fare cultura era modalità per costruire comunità e comunicare grandezza e quindi anche veicolare economia. Questo l'hanno fatto gli imperatori romani, questo l'hanno fatto, tanto per dare un altro esempio eclatante, i grandi principi italiani rinascimentali, costruendo l'Italia e l'immagine dell'Italia nel mondo. Da quel punto noi dobbiamo ripartire perché il nostro futuro è lì e noi vorremmo creare professionisti capaci di fare questo. E ora il professor Francesco Banfi ci spiega un'importante ricerca realizzata in collaborazione con l'Università del Colorado. Ascoltiamolo insieme. Professor Francesco Banfi, avete realizzato una ricerca intitolata Onde acustiche in cristalli fononici. Di che cosa si tratta esattamente? Con parole semplici. Sostanzialmente si tratta di fare un'ecografia di oggetti estremamente piccoli. Allora, l'ecografia, in grandi linee, come funziona? Si vuole fare l'immagine di un oggetto che ha una certa dimensione, si mandano delle onde acustiche contro questo oggetto, queste vengono riflesse e se la dimensione dell'onda è circa pari alla dimensione dell'oggetto si riesce a rilevare l'oggetto stesso. Quello di cui noi ci siamo occupati è stato generare onde acustiche di dimensioni estremamente piccole, e la qual cosa ci permette di, in prospettiva, di riuscire a vedere le strutture di circuiti elettrici nanoscopici al di sotto di una superficie, oppure di andare di accedere a quelle che è l'immagine di cellule deposte su una superficie. Quindi quella di fare sostanzialmente un'ecografia di oggetti estremamente piccoli. Abbiamo chiuso la parte che ci permette di prevedere ciò che succede e siamo stati in grado di generare queste onde. Ora lo sviluppo sarà quello di, tramite una collaborazione con l'Università del Colorado, dove è presente il nostro dottorando che ha finito qua e si è trasferito negli Stati Uniti, con cui stiamo attivamente collaborando, sarà quello proprio come primo passo di andare a determinare come i circuiti elettronici danneggiati al di sotto di un piccolo dispositivo possono essere visualizzati e quindi fare sostanzialmente un mapping dei difetti su una struttura di interesse industriale. Questa
ricerca è molto importante per scopi medici anche. Esatto, questo sarà il secondo passo, è molto importante per applicazioni mediche e biologiche, perché ovviamente il riuscire a fare un'immagine di una cellula o comunque di materiale biologico estremamente piccolo, confinato su una superficie quale può essere un vetrino di laboratorio, permette di capire la morfologia della cellula, per esempio quando questa è ammalata rispetto a quando è sana. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre venerdì alle 20:45 su Tretutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per averci seguito.